con un'altra giovane studiosa che Annalisa Neri, università, tutti giovani studiosi oggi, Università di Siena, linguista, dialettologa, eccetera, che parlerà di una cosa che oggi, perché stamattina è già spuntata un paio di volte nella discussione, i canti corsi, geografia e etnografia nei canti corsi di Niccolò Tommaseo, con la speranza che non venga smentita neanche stavolta la puntualità svizzera, ormai siamo qua dei tempi. Grazie. Grazie per il giovane, una volta lo fui anch'io, come molti di noi. Il tema che qui affronto direi per cenni, perché richiederà poi nella scrittura tempi più lunghi, è diciamo un po' come entrare nel cantiere nel quale sto lavorando per l'edizione dei canti corsi che mi hanno accompagnato lungo l'esperienza di lavoro in Corsica, che è di molti anni, e poi questo è una sorta di approdo. Perché geografia e etnografia? Perché in queste risiede quello che abbiamo sentito più volte, l'indole del popolo, che è Tommaseo nell'arco del prosimetro, perché i canti corsi sono un prosimetro, compare continuamente insieme alla lingua. Quindi questi tre elementi della lingua me ne sono occupata in altri momenti. Ora volevo fermarmi su questi due aspetti. Tratterò sostanzialmente solo della geografia, accennando appena ai fatti etnografici, perché già dagli esempi che credo di avere scelto con un po' di senso si vede l'intreccio e quindi si può poi chiudere. Mi sono chiesta, lavorando, quali tratti geografici e etnografici concorrono nei canti corsi a formare l'idea della Corsica, perché è un'immagine, non è un'immagine. L'immagine tommaseiana è una delle immagini della Corsica, nella quale confluiscono anche tante esperienze precedenti, non sempre dichiarate, ma esistenti. E si tratta di un'immagine totalmente nuova, una reinterpretazione, o è anche il risultato di una sedimentazione nel tempo di topoi che ora sono accolti e vivificati dall'occhio tommaseiano, dal sentimento tommaseiano, perché Tommaseo ama la Corsica. Cioè è un fatto che non sono la prima a sostenere questo. La Crolì, in un lavoro che risale a uno dei primi convegni dedicati a Tommaseo, sottolineò come l'occhio di Tommaseo per la Corsica è un occhio del cuore, e quindi non è soltanto una partecipazione in generale alla ricchezza linguistica e etnografica di questo popolo, ma è anche l'occhio del cuore che vede la Corsica in modo poetico. E quindi per questo il prosimetro è veramente molto bello nelle parti tommaseiane. Credo si possa convenire che la lingua che lui utilizza è una lingua veramente di una ricchezza e di una grande modernità. Quindi è un testo che appassiona da più punti di vista. Ma tornando all'argomento, quali sono le sue fonti? Tommaseo è assolutamente avaro, non sappiamo dal testo quasi niente, e questo porta a dover fare un lavoro di scavo che non sempre poi porterà ad avere un buon reperto, ma insomma ci proviamo. Mi sembrava che non si potesse dare un'idea della raccolta dei canti popolari corsi senza ancorarsi alla realtà del territorio, perché il territorio è un elemento estremamente importante. La prima lettura, devo dire, del prosimetro è stata un po' spaesante, risale a molti anni fa, ma in qualche modo, senza ancorarsi al territorio, è come un viaggio onirico nel fitto della macchia, dove i pericoli sono ad ogni angolo, dove la morte e le cose spaventevoli sono onnipresenti. E poi, addentrandosi sempre di più in questa macchia, forse si riesce a uscirne vivi, se nessun bandito è riuscito a raggiungerci. Quindi non pretendo di rispondere in maniera molto esaustiva alle domande che io stessa mi sono fatte, è come un dialogo con Tommaseo, con me stessa e con voi.
cercando di rendere questo viaggio meno onirico e molto più concreto. Quindi intanto 2 piani di lettura, geografico e etnografico, ma in realtà ambedue si tengono, è un tessuto che si forma e nel quale si intrecciano i luoghi che sono i luoghi di Tommaseo, i luoghi degli autori che lui riporta all'interno del prosimetro, Viale, Grimaldi ed altri, e i luoghi che si trovano all'interno dei canti, nominati all'interno dei canti. Quindi è una situazione così plurima e per questo sicuramente molto interessante. I canti, dico immediatamente, che sono per lo più canti in morte violenta, alcuni sono invece canti in morte per morte naturale, malattia, ma per lo più sono per morte violenta. Uso il termine vocero che Tommaseo non usa con sistematicità nel prosimetro, che altri anche corsi come Grimaldi non useranno, userà piagnistero, lamento, ma perché questa è la voce che tramite Mérimée per quanto riguarda il vocabolario francese e Tommaseo per quanto riguarda il vocabolario italiano, è la parola che entra nelle 2 lingue insieme a voceratrice e voceratrice, per colei che canta il canto funebre, e rimane in modo stabile a testimonianza di una parola che è corsa. Su questo non mi soffermo, mi sono soffermata altrimenti. È la volontà dei corsi letterati che porta a questa scelta rispetto a un numero notevole di voci diverse per indicare lo stesso fenomeno. Ma veniamo ai toponimi. Ho pensato per sbrigarmi, per essere veloce, di presentare delle carte. Allora, i toponimi occorrenti che faranno parte poi dell'indice toponomastico del volume sono circa 150, senza considerare le varianti, perché un toponimo si può presentare in forma italiana o italianizzata o in forma corsa all'interno soprattutto all'interno dei voceri, cioè nei versi. Hanno frequenza diversa. Io ho segnato le frequenze, ma dico subito che non sono molto importanti, sono molto più importanti gli addensamenti, perché come vedete da questa prima carta, qui ci sono i toponimi che vanno in scalare di azzurro da 4 a 10 occorrenze, prese nelle diverse varianti, sia forma italianizzata che forma corsa, e da 11 a 41, che è l'altro lotto. So che i numeri sono un po' spropositati, ma un taglio bisognava darlo. Vediamo subito che questa carta ha degli addensamenti. Uno di questi addensamenti è in questa area, penso si veda il segnale, in questa area che è l'area del Fiumorbo. Il Fiumorbo è un'area abbastanza impervia, non come altre, ma nella quale si svolgono molti eventi sia storici che di storie di banditi. La carta successiva ha un numero minore di occorrenze, da 1 a 3, di nuovo troviamo rinforzata l'area del Fiumorbo e troviamo abbastanza presente la Casinca e Bastia. Ora, vediamo una carta d'insieme, è chiaro che ci sono cioè è una Corsica nella quale si ritagliano delle porzioni, come se fosse una Corsica piccola. Il mare non esiste, non esistono i luoghi di mare, esiste Ajaccio, esiste Bastia che sono sul mare, ma Bastia è nominata moltissimo, vediamo c'è una forte densità numerica, perché è lì che c'è la Corte d'Appello e quindi è lì che c'è l'assise, come dice il Tommaseo, lì che si fanno i processi, è lì che si discutono le questioni dei banditi, è lì che si amministra non solo la giustizia ma anche la cultura, è lì che risiede il gruppo degli intellettuali bastiacci. Ecco perché la densità non è rapportabile necessariamente alla tipologia del testo, canto o verso o prosa, però questo ci permette di vedere un altro luogo di grande densità che è questo, ed è il Niolo.
La parola niolo, scusate, il toponimo niolo o niolu nella forma tradizionale è un toponimo che viene utilizzato un numero di volte elevatissimo, è quello che ha ben 41 occorrenze. Perché? Prima di tutto si tratta di una regione e poi è la regione che è considerata tra le più conservative, perché finché non c'è stata una strada nel 1813 che ha congiunto in qualche modo la costa di Ajaccio con il Niolo, proseguendo dalla zona di Guagno, quindi da qui ad arrivare fino a quest'area, non c'era comunicazione, c'era quella che si chiama la Scala di Santa Regina, un percorso scavato in parte nella roccia e in parte sentiero che permetteva di raggiungere quest'area. Allora, il Niolo è per tutti i corsi letterati dell'epoca, raccoglitori di canti popolari, raccoglitori di tradizioni e quindi per trasferimento per il Tommaseo, l'area della conservazione dei costumi. Ma quali costumi? Non soltanto i costumi, la tradizione, nel senso il matrimonio, il funerale, il battesimo, che sono l'età dell'uomo, che sono sostanzialmente rappresentati, ma è il luogo dove più puro, più forte è il carattere dei corsi, cioè la ricerca dell'angolo dove non c'è rusticità, come si è detto in altre occasioni anche stamattina, ma c'è la forza di qualcosa che resiste in questo caso alla francesizzazione dei costumi, ma che resiste in assoluto come elemento, è la bandiera della forza di un popolo, e quindi il Niolo è l'area più documentata e più presente. Naturalmente troviamo la forma Niolo e la forma Niolu, soprattutto in verso, che non mi soffermo sulla questione della resa grafica del corso perché sarebbe un discorso troppo lungo, però sono piccoli segnali di corsité, direbbe Marcellesi, non sono il grosso della massiccia presenza della dialettalità, perché è una dialettalità molto ripulita. Faccio un solo esempio di un caso diverso prima di passare. La variabilità all'interno per quanto riguarda l'addensamento l'abbiamo visto, le zone dove più avvengono fatti di sangue, le zone dove più c'è conservazione di tradizione. Quindi ripeto, una Corsica dove non solo non c'è il mare, ma ci sono aree, tutto il sud non è assolutamente presente, il sud della Corsica ha così qualche rara occorrenza di denominazioni. Il motivo della variazione sta all'interno della diversità tra verso e prosa, ma per motivi ovviamente di testualità dialettale o meno, ma sta anche altrove. Per esempio un paese che si chiama Lesani e una valle a questo corrispondente compare molte volte, siamo in quest'area, questa è sempre il fiume del Fiumorbo, e questa è l'area di Alesani o Alessani. Vediamo che Tommaseo si adegua subito, nella prima parte del testo, all'uso di Alessani, mentre quando allenta l'attenzione alla fine del testo, alla fine dei canti corsi, preferisce Alesani. Alesani è la forma moderna. Perché allora abbiamo Alessani all'interno del testo? Perché nel voto di Pietro Cirneo, Viale, che trova l'espediente del manoscritto settecentesco, che a sua volta è una traduzione di un testo latino che non è rientrato nella storia di Rebus Corsicis di Cirneo, trova questo espediente per raccontare la storia di un bandito che insomma si localizza all'incirca alla fine del 400. Risultato, fedeltà al testo, quindi la forma più antica che usa anche il Cambiagi nella sua storia di Corsica, e che è quella che il Viale nella prima edizione del voto Cirneo non utilizza, ma utilizza sistematicamente nella seconda. Siccome Tommaseo riporta larghi passi della novella di Pietro Cirneo, di Viale, è chiaro che per trascinamento utilizza sempre Alessani e non Alesani.
ogni toponimo dovrebbe essere spiegato con tale puntualità, perché abbiamo altri casi che hanno motivazioni diverse della presenza. Detto questo, ho pensato che potesse essere utile mostrare un altro aspetto, diciamo questi sono cenni degli aspetti generali, dei problemi generali, perché si tratta in realtà di problemi non tutti risolti. Quindi se si può disegnare una mappa generale delle occorrenze e far vedere questa Corsica ridotta ai minimi termini geografici perché è minima l'area etnograficamente pertinente o per altri motivi pertinente, ho pensato che si potesse far vedere lo spostamento, perché gli spostamenti per i banditi sono molto importanti, e quindi lo spostamento ci dà le direttrici di movimento della popolazione, in questo caso di una popolazione braccata, cioè di individui braccati, ma che poi vediamo avere qualcosa di più interessante da dirci che non il legame semplicemente con i singoli individui che si spostano, le singole storie. Ho scelto 3 esempi e i 3 esempi sono in realtà una mia pensiero di partizione, ciò che viene dall'esterno, cioè ciò che viene perché si riportano i brani di intere novelle, interi cronache, e ho preso l'esempio degli Amanti di Niolo, che è una novella alla quale sono molto affezionata, di Grimaldi, che esce nel 1937. Che è riportata nei Canti Corsi a pagina 63-68. 2 voceri in morte del bandito Teodoro Poli, perché ci dà un'idea dello spostamento del bandito, e la casinca di Tommaseo, perché Tommaseo sta in Corsica, ma non visita molto la Corsica, va in realtà in casinca e successivamente nel 1939 andrà a Guagno, quindi sulla versante occidentale, per fare i bagni nelle caldane di Guagno, acque solforose, e allora lì abbiamo l'indicazione. Però alle volte Tommaseo ci fa vedere dei luoghi in una maniera tale che sembra ci sia stato. Ecco perché per me è convincente ciò che dice la Geoffroy Faggianelli, e cioè che a volte sono luoghi del cuore, non sono luoghi della visione reale, e attraverso la lettura degli altri e il senso profondo del territorio, anche se non visitato tutto, che vengono fuori delle descrizioni poetiche di grandissimo livello. Un testo velocemente. Questa è Gli Amanti di Niolo, sono 2 promessi sposi, Pietro e Maria Felice. Maria Felice è sorella di un sacerdote, il sacerdote viene ucciso perché la vendetta non guarda in faccia nemmeno i ruoli, la vendetta è trasversale, è clanistica, quindi non mi soffermo su questo punto, ma ne vanno di mezzo tutti, ivi compreso, cioè si narra addirittura di sacerdoti uccisi all'altare, non è questo il caso, però comunque il sacerdote muore. Lei rimane sola, la madre vecchia e malata, il padre è morto per un'altra vendetta, lei chiede al fidanzato di vendicarla. E il fidanzato, diremmo oggi, è un pacifista e non accetta questa imposizione e se ne va con le greggi a Sia, cioè in luogo di transumanza, poi vedremo il percorso. Ecco, questo è il racconto di Pietro che torna da Maria Felice dopo che ha avuto dei sogni che gli facevano vedere una situazione tragica nel paese della fanciulla, quindi della ragazza che non stava bene, e dopo i vaticini di un vecchio di Ghidazzo, che è un luogo sempre della stessa area, il quale, leggendo la scapola sinistra di un agnello, che questa è una maniera del vaticinio, solo la sinistra perché la destra falla, si dice, lì pronostica seri guai
al paese e quindi si sposta. E il suo spostamento dura 24 ore, cioè diciamo un giorno, una notte e una mattina, al mezzogiorno arriva. È un percorso impervio, un percorso meraviglioso dal punto di vista della vista, e si vede nonostante la tristezza dell'argomento, e quindi arriva, passa dalla costa e va come va. E questa sarà poi la conclusione del discorso mio alla fine: avviato lungo la riva del mare per aspro e torto sentiero, con la pistola alla cintola, il fucile ad armacollo e la reliquia che rende immune dal piombo e dalla puntura del Marmignatto, giunge prima del tramonto al villaggio di Ota e prosegue. Poi vediamo, non vi tedio, e intanto ha lo scapolare, e lo scapolare difende dalle pallottole, dai pallettoni in questo caso, visto che hanno gli archibugi, e difende dalla puntura del Marmignatto, che è un ragno velenoso sul quale dalla fine del Settecento in poi tutti ne parleranno, anche studiosi di zoologi e così via. Arriva e fa questo percorso che è quello che qui ho rappresentato in blu, in azzurro, scusate. Questo è il Niolo, Calascuccia e Sidossi, i due paesi in cui vivono i due fidanzati, e qui è questo percorso tortuosissimo che riesce a fare, e che le parole di Grimaldi rendono non con la stessa efficacia, devo dire, con cui invece altri percorsi sono tracciati da Tommaseo. Qui passiamo oltre. Ma anche il vocero ci dà delle indicazioni. Uno potrebbe pensare: ma veramente sei ammattita che ti sei messa su 150 e oltre toponimi a andare a vedere, capire? Era necessario, perché i voceri non sono alle volte ancorati al luogo. Non si dice, a volte abbiamo fortuna, la nanna, questa volta una nanna e non un vocero, di Cuscione, sappiamo dov'è Cuscione, la nanna dal punto di vista linguistico ha discrete corrispondenze con il dialetto del luogo. La Serenata di Zicavo è un falso, è siciliana, e quindi la troviamo riportata, è un falso conclamato, linguisticamente si capisce che è un falso. In altri casi non abbiamo ancoraggio, localizzazione, e il testo, siccome è molto filtrato e non è una dialettalità come intendiamo nelle ricerche di oggi, è chiaro che ha piccoli indizi, e dall'indizio toponomastico possiamo lavorare un po' di più all'interno del testo dal punto di vista linguistico. Questo è lo scopo di una cosa che può apparire al limite della follia. Sarò velocissima. Questo è il Bandito Poli. Bandito Poli è un personaggio, muore nel 1827, di cui tutti parlano, questi tutti poi vedremo chi sono. Cito solo Flaubert perché non lo può aver letto Tommaseo, in quanto Il viaggio in Corsica è stato pubblicato postumo, quindi anche se il viaggio è stato fatto nel 40. Qui si parla della donna del Bandito Poli, la quale non è la moglie ma è l'amante che lui si fa stando rifugiato in montagna, la quale gli dà dei figli, che comincia. Ci sono due versioni attribuite a lei, ma più che due versioni sono due distinti voceri, nei quali abbiamo un certo numero di toponimi. Se io non fossi stata in parto, inizia aggravata dai dolori, certo ne sarei andata, non si sa dove, perché è omesso, a far gli onori per sfogare il pianto mio. E qui sfogare il pianto mio ha un significato molto preciso. La donna o la sorella o la madre sono le deputate principe, a parte le donne prezzolate in altri periodi, ma a piangere e a sfogare il loro dolore, strappandosi i capelli, insomma in un momento assolutamente isterico, nel quale sfogano attraverso il pianto il dolore dell'essere rimaste sole e senza protezione, perché qui c'è tutto il discorso della donna che deve avere a rispetto, nel senso, e protezione soltanto se ha gli uomini in famiglia. Ecco perché Maria Felice chiede al fidanzato di uccidere chi ha assassinato suo fratello, perché lei è senza protezione a questo punto, perché non è vendicata.
Qui la donna parla dell'uomo messo attraverso, il cadavere viene messo attraverso a dorso di mulo, come si mettevano i mufloni quando venivano uccisi nel bosco, e viene portato in giro per un lungo percorso. I due voceri permettono di vedere un percorso che va dalla costa del Golfo di Sagone, cioè Liamone, e quello rosso, fino a Vico, e Orto è il luogo dove in realtà l'uomo era rifugiato, cioè dove vive la donna. La donna vive ad Orto e non può scendere perché è in procinto di avere un bambino, non può scendere nemmeno fino a Vico, dove nella piazza viene esposto in maniera brutale. E quindi, perché è un bandito certamente, poi naturalmente è un bandito che ha sempre avuto un buon motivo per andare alla sbandita, e quindi è anche molto, come dire, è il re della montagna. Ecco, questo dice tutto. Tommaseo accoglie molto volentieri quest'idea di un uomo forte e puro, in realtà, insomma, come gli dice Viale in un inedito, sì, moralmente più rigido nei confronti dei banditi. Ecco. L'ultima cosa, la casinca di Tommaseo. Tommaseo conosce i luoghi, ho detto, e quindi questi luoghi arrivano in una maniera, così, mio un percorso alla rovescio. In Fede e Bellezza Giovanni, cioè Tommaseo, è in Casinca, e in Casinca fa questo giro, e di nuovo abbiamo qui è evidente, dai Campagnoli Corsi amava Giovanni la compagnia, che in quelli più che nei cittadini vedeva dignità, senno, affetto ed eleganza. Un giorno, salendo dalla Penta a Loreto, mentre guardava tra colli addossati le vallette scorrere quasi seni e il forte Castagno, eccetera, questo è il viaggio in Casinca di Giovanni, ma è il viaggio di Tommaseo. È il viaggio di Tommaseo che ci dirà invece nei Canti Corsi, recupererà questo suo viaggio dicendo: e non solo nelle terre lontane da urbanità, sodia e ammazza, in Casinca, sì prossima di Bastia, e il qua da monti da que di là si reputa effeminato, in Casinca le parti ardono e spengosi per poco nel sangue e riardono a Loreto, amena terra che signoreggia dall'alto il poggio ombroso e la valle verdeggiante e le acque splendenti sotto al sole sereno, gioia tranquilla che fa contrasto e rimprovero al fumo amaro e alla solitudine selvaggia dell'orgoglio imprecante, a Loreto, perché in casa la parte nemica senton suoni da ballo, se lo recano a insulto e il flauto accompagnano col moschetto. Cioè è una zona pacifica, serena, considerata dagli altri effeminata, siamo vicino a Bastia, ciò non di meno anche qui la vendetta per un niente. Ma che cosa aveva fatto Tommaseo? Era stato in Casinca il 29 ottobre del 1838, ce lo dice nel diario intimo, è una registrazione banale, gita in Casinca, al Castellare, alla Penta, a Loreto, all'Arena, ospitali. Da questo appunto nascono queste altre due descrizioni della Casinca, per scopi differenti, che sono di una ricchezza per cui è vero si è riempito gli occhi e poi l'ha trasferito nelle parole di Giovanni e poi nella sua constatazione che anche alle porte di Bastia si può avere. Questa è la zona della Casinca, quindi vedete vicinissima allo stagno di Biguglia. E quindi un percorso che si fa mezza giornata a piedi, insomma, ecco, non è, dove ci sono questi paesi arroccati in mezzo ai castagni e dove appunto anche qui avvengono fatti di sangue. Non proseguo oltre o qualche altra cosa, ma mi preme non rubare più degli ultimi 2 minuti che mi restano, e vorrei soltanto far vedere come Tommaseo dà a tutti cioè a chi lavora e insiste sulla Corsica, sono quasi tutti corsi, il compito di testimoniare dialetto, costumi, tradizioni corse, e sono nominati sostanzialmente tutti quelli che gli hanno dato dei materiali. Il fatto è che non li possiamo
cioè questi materiali, sappiamo, alcuni sono manoscritti, ma soprattutto non abbiamo, di alcuni non riusciamo nemmeno a costruire granché. Ma oltre a questo bisogna dire che per quanto tante persone abbiano contribuito a dargli canti, tanto lui possa aver letto, perché la ricostruzione lui non ci dice che cosa legge, ma sappiamo legge Mérimée e Boswell, questi sono e Cambiagi, abbiamo pochi indizi, gli altri vanno trovati attraverso il testo, alcuni sono riusciti anche a trovare, ma lui capisce, e capisce, se ricordate com'è l'esordio di Pietro che parte, si arma per andare a trovare la fidanzata e poi troverà ormai già morta. La carchiera, lo stile, gli arnesi e le memorie di guerra, vedile il pensiero dei corsi, uomini e donne congiunti con le più familiari immagini di vita. Il pastore si veste esattamente e si arma esattamente come il bandito. C'è identità completa fra le due figure e non è un caso che i banditi si muovano, le vie dei percorsi che vi ho mostrato sono le vie della transumanza. Quindi attraverso i canti si ricostruisce anche una storia della transumanza che, secondo Ravis Giordani, che ha fatto dei lavori egregi sulla Corsica, di tipo appunto etnografico, antropologico, riesce a ricostruire gli spostamenti del Niolo nel Novecento attraverso la viva voce di ancora persone che possono parlare con lui. Per l'Ottocento i canti, le novelle storiche e tutte le storie contribuiscono a fare i tracciati della transumanza, che sono significativi anche per la natura stessa dei voceri, che hanno una valenza all'interno proprio di questa realtà che è l'unica che la Corsica ha. La Corsica non ha mare, lo vede solamente Viale, un po' di mare dall'alto. La Corsica è una montagna che sorge dal mare.